Enzo Cainaro, quindi svelate le tappe del Giro d'Italia edizione 2020, 3 giorni in Friuli Venezia Giulia, 2 tappe e una giornata di riposo. Vogliamo illustrare le 2 tappe? Sì, è un risultato raggiunto con molto lavoro, con il dispiacere di non poter fare il Matajour, ma abbiamo tentato fino all'ultimo di anche questo obiettivo. La prima tappa è domenica 24 maggio, con una grande partenza dall'aerobase di Rivolto e con l'esibizione delle frecce tricolori. Direi che un evento eccezionale, è la prima volta al mondo che si parte da una base militare, ma soprattutto è una celebrazione delle nostre eccellenze. Dopodiché la corsa si snoderà partendo dal chilometro zero di Villa Manin, quindi città di Codroipo, si sale verso San Daniele passando per il Bivio Tidignano e si raggiunge poi la Val d'Arzino, onorando ancora una volta uno dei più bei territori del Friuli. C'è la Chianzuttan, da lì si fa la Carnia andando verso la Forcella di Priuso e quindi il Monte Rest. Ecco, aver raggiunto il Monte Rest come obiettivo per me è un grande motivo di soddisfazione, perché la Val Tramontina lo richiedeva da tempo e dopo oltre 33-34 anni siamo arrivati anche nella Val Tramontina. Gran finale sul Piancavallo, prima preceduto da Pala Barzana. È una bella tappa difficile e che credo possa dare grande attrazione. Poi c'è la giornata di riposo, che è un risultato straordinario, perché tutta la carovana un giorno a Udine nei dintorni vuol dire molto sotto il profilo turistico. Tappa successiva, la più lunga del giro, è un mezzo giro del Friuli, si parte da Udine, si va verso Faedi, Udine, terrapieno di Piazza Libertà. Partiremo alle 11 per questa tappa di quasi 230 km e saliremo verso Faedis, Canebola si scende dopo la Madonnina del Dom a Toreano, Cividale, San Pietro Natisone, Pulfero, San Leonardo, si sale al Tana Iainis per arrivare a Castelmonte, si riscende a Cividale, da lì si passa ai paesi diciamo del medio Friuli, da Moimacco fino poi a raggiungere di nuovo Nimis e Attimis, ma direi per fare poi un tragitto che per me è fondamentale, scopriamo, facciamo vedere alla nostra gente prima di tutto le valli del Cornappo, valli dimenticate che per tanto tempo non sono mai state frequentate. È la prima volta del Giro d'Italia. Dalle valli del Cornappo si scende a Tarcento si va verso Buia e si comincia poi a Maiano col Castello di Susans il circuito di Muris San Daniele. San Daniele non occorre dire che cos'è, è l'eccellenza del prosciutto. Muris non occorre dire che cos'è per un alpino come me, perché è una montagna che ricorda gli alpini e li onoreremo nel modo giusto. Voglio sottolineare 2 elementi fondamentali: il grande lavoro fatto di squadra a partire dall'amministrazione regionale con il presidente e il vicepresidente Riccardi, cui è stata delegata la funzione di seguire le tappe del Giro d'Italia. La protezione civile sarà fondamentale, direi che poi stiamo superando con grande impegno tutti gli aspetti burocratici che voi potete immaginare che derivano dalla partenza dalla base aerea di Rivolto.